tutti. Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 26 settembre 2022. Politiche, affluenza al 63,57% in provincia di Belluno, oltre 10 punti in meno rispetto al 2018 e record negativo in Veneto. Netta vittoria della coalizione di destra che supera il centro-sinistra di oltre 30 punti percentuali. Già certo dell'elezione al Senato tra i candidati bellunesi Luca De Carlo, esponente di Fratelli d'Italia. Incidente ieri pomeriggio a Cortina, ferito un 18enne caduto dalla propria mountain bike sbattendo il volto al suolo. Il giovane stava scendendo lungo la pista di downhill del bike park quando ha perso il controllo della propria bicicletta. Necessario l'intervento dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Belluno. E proprio a Belluno, vandali al parco Città di Bologna, distrutto uno dei giochi dello spazio pubblico, un danneggiamento che risale ormai a qualche settimana fa. Presentata una denuncia contro ignoti, le immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza non permettono di riconoscere i responsabili del gesto. E sempre nel capoluogo, successo ieri per la 23esima edizione del Babies Bazaar, il mercatino per bambini organizzato dal Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno. Oltre 230 le bancarelle allestite in Piazza dei Martiri e circa 3.000 le persone richiamate in centro dall'evento, il cui ricavato finanzierà un progetto a favore dei bambini con disabilità. Passiamo allo sport, calcio, eccellenza, KO dell'Unione Rimana Cavarzano, battuto in casa 4-1 dal Borgo Ricco. Inutile la rete messa a segno da Band, quando ormai la sua squadra era già sotto di 3 reti. Mercoledì la formazione allenata da Massimiliano Partelli sarà nuovamente in campo per il turno infrasettimanale contro il Città di Caore. In promozione pareggio 1-1 nel derby bellunese tra Alpago e Fioribar Pamas. Cade invece il Longarone Alpina, sconfitto 2-1 dal Montello. In prima categoria poker del Borgo Valbelluna contro il San Fior, successo anche per l'Arsie che supera 3-2 il Valdo Sport, pari 2-2 tra Schiara e San Martino Colle. In seconda Gordina Itras Santa Giustina 2-2, Alpescesio Nogarè 2-4, Castione Gemelle 4-0, Lentia Juventina Mugnai 1-2, Sarmede San Michele Salsa 4-1, Sois Ponte nelle Alpi 4-4, Sospirolese e Fulgor Farra 2-0. In terza girone bellunese, Cortina Piave 3-2, Dinamo Vellai Comelico 2-3, Limana Cavarzano Fortogna 2-2, Plavis 2021 Domegge 1-3, San Vittore Auronzo 1-1, Valzoldana Pedavena 2-2. Nel girone di Padova 0-0 della Lamonese contro il team marchesane. Corsa in montagna, Jean-Baptiste Simucheka, il vincitore del Trail del Nevegal, l'atleta ruandese classe 1983, ha trionfato davanti a Daniel Antonioli e Gabriele Guerri. Nel femminile primato per Giulia Paul, sul podio con Fabiola Conti e Giulia Marchesoni. 300 gli iscritti alla manifestazione andata in scena ieri. Infine la pallavolo femminile, sabato nel derby di Coppa Veneto il Feltre si è imposto per 3-7-0 contro il Belluno, successo con lo stesso risultato del Limana contro il Volley Piave, sconfitta 3-0 invece la Spes Belluno, vittoria 3-1 del Sedico sul Cappella Maggiore. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.